Io mi sento di dire che l'Inter può farcela, a meno che non succedano cose clamorose. Mancano solamente 8 giornate alla fine del campionato e Napoli è a 3 lunghezze dall'Inter. Ma cosa hanno di più gli azzurri rispetto ai nerazzurri e viceversa? Abbiamo chiesto ai tifosi. Una panchina più lunga, una panchina più attrezzata all'Inter, è solamente questo qui. Ovviamente Conte ha le sue difficoltà quando c'è da fare qualche sostituzione, però penso che il Napoli se la possa giocare alla pari con l'Inter sicuramente fino alla fine. Allora, cosa in più il Napoli rispetto all'Inter, Antonio Conte? Cosa in più l'Inter rispetto al Napoli? I giocatori. Sono due squadre. Napoli giochiamo in 13, massimo 14. Diciamo che il Napoli è avvantaggiato rispetto all'Inter perché per le partite che ha, l'Inter è molto più impegnato in Champions e quindi il Napoli si può concentrare di più sullo scudetto. Credo proprio che potrebbe vincerli. Secondo me credo che il Napoli sia molto forte quest'anno, però anche l'Inter è molto tenace. Napoli ha un centrocampo un po' migliore, secondo me ce la possiamo fare, se la giocano. Bocca al lupo per entrambi. Allora, il punto è che una volta superato l'ostacolo Bologna, che sulla carta, perché qui parliamo sempre della carta, è la squadra più temibile, dopodiché in discesa, mentre l'Inter comunque ha un calendario con Roma che è comunque in ascesa in classifica, la Lazio che comunque riesce sempre a strappare il punticino a Milano. Diciamo che io sono fiducioso, sono molto fiducioso. Allora, diciamo che l'ultimo ostacolo è quello lì di Bologna, diciamo è la partita un po' più temibile per quanto riguarda il campionato, mentre le altre sembrerebbero molto più abbordabili. Per quanto riguarda l'Inter invece, diciamo che ha un calendario un po' più complicato rispetto a noi, ha qualche partita un po' più difficile, quindi io sono abbastanza fiducioso, speriamo bene. Allora, lotta scudetto. Il Napoli sicuramente un vantaggio che ha dalla sua è di avere meno competizioni rispetto all'Inter, quindi non avendo le coppe e avendo soprattutto un allenatore, Conte, che noi ben conosciamo, che è molto preparato, potrebbe avere dei vantaggi in più rispetto all'Inter, che però come collettivo squadra ha qualche giocatore in più rispetto al Napoli. Dopodiché le ultime partite hanno visto il Napoli perdere molti punti con il filotto di Parigi che ha fatto e l'Inter reggere bene nonostante molte partite abbia faticato, avendo anche come minus dalla sua parte giocatori che hanno una certa età, quindi over 30, e una serie di infortuni che però anche il Napoli ha avuto. Ora, con un distacco di 3 punti, io mi sento di dire che l'Inter può farcela, a meno che non succedano cose clamorose, e d'altro canto però anche il Napoli ha le sue probabilità di poter riuscire, perché 3 punti alla fine non sono molti, e quindi direi una bella lotta a scudetto, vinca il migliore.